Un facile 1 contro 1 a Lockett, libero Conti, ribaltamento per lui, spallacanestro, Atkins vede il taglio di Grasulis che prende la miglior posizione rispetto all'avversario, ma Darion Atkins riesce a realizzare 1:21 alla fine del quarto. Mascolo sul cambio difensivo si trova contro Grasulis, prova da 3 punti, Mascolo la tripla col cambio difensivo. James spallacanestro contro l'ex compagno di Angelo Harrison, scarico per il passaggio centrale, Forrai punisce da 3 punti Toto Forrai, il capitano. Anti-Trento, Harrison pressato, raddoppiato, riesce a servire Bowman, sale Baillet per portare il blocco. Come solito cambio difensivo, Bowman rimane contro il lungo, si alza da 3 punti, ancora Ky Bowman sul gioco a bloccare il tentativo di fuga in contropiede. Questo invece chiuso bene giù sulle gambe Crawford, costretto quindi mezzanotte a ribaltare per Bowman contro James da 3 punti, ancora Ky Bowman. Udom centrale per Grasulis, fa buona guardia Baillet, lo stesso Baillet uscito sul palleggio di Flaccadori, rapidissimo Diego Flaccadori, arresto e tiro. Spagnolo, il blocco di Grasulis, un pick and pop con Spagnolo che vede che la difesa ruota in un certo modo. 20 secondi da giocare nel secondo quarto, Bowman per Perkins, potrebbe ribaltare Perkins, poi lo scontro con Spagnolo, recupera Grasulis per Flaccadori, si alza da 3 punti, in striscia Flaccadori, sono 6 punti per lui. Mascolo allarga le braccia e vuole Udom per giocarsela contro di Angelo Harrison, usa il perno, arriva il fallo e canestro di Mattia Udom e la possibilità della lunetta. 48-56, 1-0-2 alla terza sirena, rivediamo di il coach Molin. Sale Baillet, 3 secondi, 4 secondi, Bowman contro la difesa fino in fondo, alza la parabola e va a realizzare, ci riprova ugualmente Toto Forrai che ci ha preso gusto. Attive panchine con il ventello di Ky Bowman. Noi tra qualche secondo ci godiamo giusto per l'intervento che fa finire il pallone sul corpo dello stesso giocatore di Brindisi. E ancora Trento dunque che può sfruttare il possesso. Forrai ci riprova la tripla, solo retina per Toto Forrai. Atkins contro Baillet, pronto a scalare Bowman. Atkins sgomita, cerca la soluzione con un facile semigancio nel cuore dell'area e va a prendere posizione spallacanestro contro Harrison. È un mismatch, più forte fisicamente il giocatore di Trento che si gira, realizza 2 punti e tiro libero ed è il giocatore di Brindisi che fa in difficoltà, addirittura 71-86. Reed per l'ultimo attacco, va in penetrazione a realizzare in sottomano. Arriva adesso il suono dell'ultima sirena che ci dice Happy Casa Brindisi 73.